Si tratta della fase invernale dei campionati di lanci lunghi, che è stata istituita non da molti anni da parte della Federazione di Atletica e che consente ad atleti che non possono gareggiare negli impianti indoor, quindi che fanno il peso, sostanzialmente il peso, di poter avere anche degli appuntamenti agonistici nella fase invernale, perché altrimenti fanno 7-8 mesi senza gare, per cui anche dal punto di vista degli stimoli per l'allenamento è importante. Le immagini che vedete si riferiscono alla prima giornata di questa fase, svoltasi al campo Perraro di Vicenza, protagonista al lancio del giavellotto. Per gli atleti sono i primi test in vista della stagione estiva. Non vedevo l'ora di venire qui a lanciare, perché comunque è da settembre che non lancio giavellotto, perché abitando ad Asiago lancio la pallina in palestra, ma la temperatura è abbastanza fredda. E niente, sta proseguendo bene, questa prima gara è andata in maniera abbastanza soddisfacente, considerando anche l'infortunio che ho alla schiena. E adesso gareggeremo a marzo, a Viterbo ci sono i campionati italiani e poi in aprile comincerà la stagione. È più che altro una verifica di come procede la fase di allenamento invernale, cioè non è che ci sia una forma particolare, cioè ci passa un periodo e poi diciamo che è un test per vedere come si sta fisicamente. Poi c'è l'incontro dei lanci lunghi adesso il 13-14 marzo a Viterbo, vediamo, ma insomma è sempre un punto di verifica, diciamo che il clou è sempre l'estate. Una disciplina molto affascinante il giavellotto. Nel nord Europa è quasi una religione e da noi in Veneto inizia a prendere piede, anche se con qualche difficoltà dovuta proprio all'impiantistica. Per loro è come una religione, comunque hanno delle palestre enormi che possono lanciare il giavellotto con delle reti in questi palazzetti dello sport molto grandi, insomma. Ci vorrebbe più, diciamo, cultura anche a scuola, perché a scuola, per dirti, non è una specialità dei giochi sportivi studenteschi per la pericolosità principalmente. Comunque è una specialità che sembra in crescita. Abbiamo la Maddalena Prugato, che è ancora una promessa e che ha lanciato oltre i 52 metri. La Silvia Carli, che l'anno scorso ha fatto il 55, quindi con una seconda misura nazionale. Abbiamo la Elena De Lazzari, che a livello maschile Fenta Antonio e Gottardo, Leonardo, che gareggiano per due società fuori regione, ma che sono i vertici a livello assoluto. Altra protagonista, ma fuori gara, è Elisa Trevisan, che ha recentemente conquistato la terza piazza ai campionati italiani di prove multiple. Una disciplina quest'ultima molto difficile, soprattutto da insegnare. Il problema principalmente secondo me è dell'allenatore. Poi dell'atleta, ovviamente, se non trova un tecnico che fa amare le prove multiple non può innamorarsi di questa specialità, che secondo me è bellissima, perché comunque oltre a essere vario sta insieme ad altre persone per più giorni. Ed accanto ad atleti blasonati in forza ai gruppi militari, anche giovani di belle speranze. Tra gli altri Andrea Cracco, classificatosi secondo tra le promesse. Per lui una carriera iniziata da esordiente con il Vortex e proseguita sempre tra le fila dell'atletica vicentina. Ho cominciato all'inizio di ottobre a rifare la preparazione invernale, palestra e campo. Spero di riuscire ad avere buoni risultati quest'anno, appunto di andare in finale nei primi posti nei campionati italiani. Ho cominciato col Vortex, il più piccolo ancora da esordiente, e poi via via cresciuto di categorie e ho intrapreso il giavellotto e da lì ho cominciato ad avere abbastanza buoni risultati.